Erano armati, Coltello, arma da taglio. che gli hanno puntato addosso. Sì, qua. Sì. Con la mano sinistra, mentre con la destra hanno strappato, mentre quell'altro mi teneva fermo, ha strappato tutto. Sono gli istanti drammatici vissuti in pieno giorno da Pierpaolo Urbani, 75 anni, ex primario di psichiatria dell'ospedale di Vittorio Veneto. Aggredito, malmenato e rapinato del Rolex e di una catenina d'oro, ricordo di famiglia. Il medico ha riconosciuto dalle foto segnaletiche uno dei malviventi. Sì, l'ho riconosciuto, sì. Ed è di origine dell'Est, adesso non ricordo il nome perché è complicato, comunque è stato riconosciuto perché era già segnalato dai carabinieri e in contumacia con 3 anni di carcere che dovrà scontare Quindi sempre che lo ricercato. prendano. Ricercato. L'ex primario ripercorre quei minuti quando, tornato a casa, stava per aprire la cassetta della posta. Mi sono sentito attanagliare il collo proprio stretto così, proprio non riuscivo a respirare e sarà stato un po' di secondi insomma in cui facevo fatica a respirare e quindi mi sono accucciato una volta dietro, una volta giù, facendo perno con il piede destro, sono andato sopra l'aggressore. C'è stata la colluttazione per terra, mentre che questo qui mi teneva per il collo, il complice mi ha strappato il Rolex e la catenina d'oro. I malviventi si sono dati alla fuga, il medico si è rialzato e gli ha lanciato un sasso contro la vettura che quasi stava per investirlo. Un'aggressione pianificata, la vittima pedinata e controllata. Ripensando, qualche giorno prima, parcheggiando davanti il mio cancello bianco, sono stato attento a non urtarla, questa Audi color argento, che poi mi hanno detto che era una Skoda fra le altre, ma i ricordi miei sono quelli, i carabinieri mi hanno detto che era una Skoda, e ci passavo a pelo, insomma, quindi dopo mi è venuto in mente che l'avevo notata. Un sopralluogo dei banditi che hanno agito a volto scoperto, uno con il cappuccio della felpa in testa, l'altro senza nulla. Il medico, che pensava volessero rubargli il portafoglio o l'auto, ha gettato tutto al di là della siepe. Ma loro volevano il Rolex al polso. L'auto dei banditi, un'Audi, è stata rilevata fuori provincia verso Verona. Malviventi trasfertisti che potrebbero avere le ore contate. L'aggressione, ripresa istante per